La Sicilia da lunedì sarà in zona arancione. Il governo nazionale ha deciso così, quindi la Sicilia entrerà in zona arancione dal prossimo lunedì. Ciò provoca tanta amarezza la decisione adottata con un decreto legge a cui non possiamo assolutamente opporci. Dichiarazione del presidente Nello Musumeci in merito alla notizia che da lunedì la Sicilia entrerà in zona arancione. Per il presidente della regione siamo amareggiati, ma la decisione è prudenziale. Il governo nazionale ha deciso che anche la Sicilia da lunedì entrerà in zona arancione. Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti. Abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza. Ci sono meno ricoverati in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento, afferma Musumeci, adottato per prudenza, e però ci fa tanta rabbia se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse anche di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici. Almeno limiteremo i danni. Utilizziamo, continua Musumeci, questi giorni per far procedere velocemente la campagna vaccinale, perché tutti hanno diritto a tornare il prima possibile alla normalità. Ormai la notizia è nota, il governo nazionale ha deciso che si va verso misure restrittive fino a Pasqua. Alla vigilia della Pasqua, il giorno della festa e l'indomani per Pasquetta, tutta l'Italia diventerà zona rossa. E intanto le regioni che erano in zona gialla diventano zona arancione, compresa la Sicilia. Provoca tanta amarezza questa scelta del governo nazionale adottata con un decreto legge e quindi non possiamo assolutamente opporci, perché i dati della Sicilia da qualche giorno sono confortanti, abbiamo parametri assolutamente in linea con una condizione di non emergenza, non c'è pressione ospedaliera, meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento adottato per prevenzione, per prudenza, e però ci fa tanta rabbia, lasciatemelo dire. Se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici, piangeremmo con un occhio, come si dice dalle nostre parti. Anche stamattina in un collegamento con la conferenza delle regioni io ho avuto la necessità di manifestare al ministro Gelmini, anche con un contatto telefonico, quanto si renda necessario per gli operatori economici siciliani che hanno respirato per alcuni giorni la necessità di ricevere subito sostegni, di ricevere ossigeno per poter superare queste future settimane che non preannunciano certamente una apertura immediata. Come fare quindi? Approfittiamone, continuiamo ad andare a vaccinarci, almeno quelli cui spetta il proprio turno, e convinciamo i recalcitranti, quelli timorosi, a poterlo e doverlo fare, perché il vaccino rimane l'unica strada percorribile per evitare il contagio. Mi rendo perfettamente conto che se non arrivano le dosi necessarie, noi che in Sicilia abbiamo creato punti vaccino in tutte le città capoluogo e potremmo in un giorno vaccinare anche 20.000 siciliani, mi rendo conto che se non arrivano le dosi, le fiale, non possiamo far nulla. Ma c'è qualche filo di speranza, adesso il quarto vaccino che è stato riconosciuto, e speriamo che quelli tradizionali che finora abbiamo utilizzato per centinaia e centinaia di migliaia di siciliani possano arrivare nella giusta quantità. Ecco, io mi auguro che il governo nazionale faccia per intero la propria parte, noi stiamo pressando giorno dopo giorno. Ho chiesto al Ministro per l'Economia un incontro per le prossime giornate,
sto vicino alla nostra comunità, come ho sempre fatto sin dal primo giorno, assieme all'assessore Razza alla salute, assieme agli assessori che si occupano di economia e di attività produttive, assieme a tutto il governo regionale, perché questo è il momento di stare assieme e questo è il periodo più buio, oltre il quale, come sapete, comincia a intravedersi la luce.